Le parole di oggi sono arrugnata e arrunzate, che sono simili nella fonia ma hanno un significato completamente opposto. Arrugnarsi significa contrarsi, rimpicciolirsi, farsi piccolo, ma no, mi sono arrugnato da paura, mi sono fatto piccirillo per paura. Oppure, che ne so, stanotte aggiramo tutto arrugnato, quando uno dorme tutto rannicchiato, raggomitolato. Oppure lo dico per i maschi, quando uno si butta in una piscina gelata e dalle parti basse si è arrugnato tutto cosa, cioè si è rimpicciolito tutto. Arrugnarsi è dallo spagnolo arrugar, quindi creare mille rughe, raggrinzirsi. E infatti raggrinzirsi è anche una maglietta che si fa mille pieghe, mille rughe, si è arrugnata la maglietta, che ne so, e non mi va più, come succede spessissimo pure a me, naturalmente, perché ingrasso sempre di più. Oppure si è arrugnato un cazzone e mo va a zumpafusso. Un cazzone a zumpafusso è quello che aveva la piega all'orlo nella parte bassa, alla caviglia o nei casi più gravi addirittura sopra al polpaccio, e si chiamava zumpafusso perché in questo modo serviva a saltare senza bagnarsi i fossi pieni d'acqua. Arrunzà. Una cosa arrunzata invece è una cosa fatta male, fatta di fretta e furia, fatta senza dare troppa cura, è una cosa fatta alla Sanfraisons, questo è un francesismo, sans façon, non so come si scrive, è una cosa senza misura, una cosa fatta a occhi. Anche arrunzà invece è dallo spagnolo appunto arronzare, che significa fare le cose troppo velocemente, le cose fatte a occhio, poi come si dice a Napoli, masta a occhio, masta ai capocchi, cioè insomma fai le cose a occhio senza misura non vengono mai bene, sono quelle cose fatte alla vieneten, fatte a cazzo di cane, a scampole e miele cotte, come diciamo noi, oppure che ne so, a capo imbrella, a capi cazzo. Ecco, le cose fatte veramente arrunzate, le cose fatte male. Ma arrunzà in napoletano significa pure le arrunzate a chi, gli hai fatto una ramanzina, gli hai fatto una cazziata, le arrunzato, oppure non le hai proprio pensato, cioè non l'hai proprio considerato, l'hai arrunzato, gli hai fatto una lavata di testa, le hai arrunzate. Forse perché chi l'ha fatta una cosa troppo arrunzata e allora hai fatto buono, che l'hai arrunzato. A Napoli ogni giorno c'è sta cosa fa. E allora ho pensato di fare un libro, Napoli 365, che ogni mattina ti suggerisce dove andare, cosa celebrare e che cosa fare. Insomma, un libro da tenere in gabinetto e studiare, perché si sa, nessuno nasce imparato, a cantata villa.